Rush finale per le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ultime ore di entusiasmo per vittorie e medaglieri di entrambe le manifestazioni ed è fuori discussione che, a dispetto dell'ordine dei nomi, siano state le Olimpiadi molto più di Cortina che di Milano, ma è anche vero che è tutto il Veneto ad aver dimostrato ottime qualità organizzative sotto ogni aspetto. Siamo qui però a constatare che la macchina fino ad oggi ha funzionato molto bene, gli operatori, i volontari soprattutto, ma tutti coloro che erano in prima linea hanno dimostrato una grande capacità di saper accogliere in un luogo molto particolare, perché insomma sappiamo benissimo le dimensioni di Cortina d'Ampezzo e della realtà delle Dolomiti, e saper appunto ospitare un evento di così grande importanza, e quindi penso che il Veneto ancora una volta abbia dato dimostrazione di grandi capacità, partendo naturalmente dagli aeroporti dove arrivavano le persone da tutto il mondo, passando per Verona come città che ha ospitato i più belli spettacoli della chiusura delle Olimpiadi piuttosto che l'apertura delle Paralimpiadi, e Cortina d'Ampezzo naturalmente che è stata la regina di questo evento.